In Trieste, the region Friuli-Venezia Giulia launches Musei Scolastici, a new initiative presented by Regional Councillor Alessia Rosolen to preserve historic school heritage and make it accessible to the public. Innanzitutto non è importante la cifra che abbiamo messo a bilancio, quanto piuttosto la misura a cui diamo il via, ossia istituzionalizzare il contributo della Regione per la valorizzazione di tutto il patrimonio storico e culturale delle scuole del nostro territorio. La cifra è in qualche modo irrilevante perché abbiamo bisogno, col bando che presenteremo alla metà di marzo e con le domande che potranno essere presentate entro la fine di aprile, di avere un quadro complessivo di quelle che sono le scuole del nostro territorio, secondarie di secondo grado, con oltre 70 anni di attività, che hanno da un lato del patrimonio storico da valorizzare, dall'altro degli spazi da aprire alla cittadinanza, ma soprattutto dei progetti di formazione scuola-lavoro, magari da realizzare anche con l'ERPAC della Regione Friuli-Venezia Giulia, da far costruire ai ragazzi. È un percorso riteniamo importante, soprattutto perché per la prima volta viene dato il via a un bando di questo genere senza interventi ad hoc, ma aperto a tutti.